parte e allora si va via con il volo esterno di Ciano, poi Rev DT, ancora Ravilius, Scalabrino che si fa sotto insieme a Ftan. Questo è un po' il gruppetto iniziale che guida la corsa. Vedete con il numero 3 adesso anche Enda Bubu che si è portato all'inizio della curva, Ciano ancora in vantaggio però, poi Scalabrino, Exilissi, poi Enda Bubu in quarta posizione, Ask the Chef in quinta posizione. Eccoci in addirittura Ciano, Exilissi, Scalabrino in leggera difficoltà, poi avanza anche Rev DT, muove anche Mazda Sports al centro del gruppo. Exilissi va all'attacco, Stan comincia a muovere, resiste un po' anche Ciano, Ask the Chef, attenzione perché c'è il volo esterno nel tratto conclusivo di Enda Bubu che chiude e vince davanti a Stan, poi Ciano al terzo posto, Exilissi si raccoglie e termina al quarto posto. Ma così in archivio anche la settima corsa qui all'ippodromo delle Capannelle, grande volo esterno conclusivo. E mentre rivediamo le immagini ci mostrano nuovamente l'affermazione al numero 3 Enda Bubu Aragoni Ibido davanti al numero 12 Stan, la linea torna allo